Squillino le trombe. Buonasera. La strage di ieri, sapete, piena telegiornali, giornali, eccetera. Però ancora una volta, a costo di essere impopolare, stasera lo sarò credo molto, voglio ribadire una cosa. Ho in mano il Corriere della Sera di oggi, sull'articolo bello peraltro di Stella, che inizia in prima, c'è un titolo che non ha fatto Stella, che dice «Gli eroi di una guerra lontana». Questi 6 morti militari sono vittime, non sono eroi. Non hanno fatto nessun atto di eroismo, sono dei soldati di carriera, volontari, che di mestiere fanno questo. Hanno accettato di andare là, sapevano il rischio che correvano. Si potrebbe definire, senza che questo suoni, come dire, in nessun modo offensivo, è un incidente, un infortunio sul lavoro, come quelli che muoiono in cantiere o da un'altra parte. E questa settimana c'è stata questa roba, questo delitto allucinante, per noi incomprensibile, su cui si fanno le polemiche. Si discute questa povera Crista di 18 anni massacrata dal padre. E sui giornali di oggi c'è questa cosa ancora più sconvolgente, la madre che difende il marito dicendo che la figlia ha sbagliato. Sicuramente la figlia avrà sbagliato, non lo so, perché aveva 18 anni, è maggiorenne, può fare quello che vuole, no? Però credo che sta cosa non sia giustificabile in nessun modo, se non con un meccanismo culturale. Fino a non tantissimi anni fa, nel nostro codice della Repubblica Italiana, non del Regno, della Repubblica, c'era il delitto d'onore, c'erano le attenuanti per. Fino a non tantissimi anni fa, una ragazza madre, ossia una donna non sposata che decideva di avere un figlio da sola senza sposarsi, era un dato scandaloso che rovinava l'onore della famiglia, eccetera. Oggi nessuno si scandalizza, è una cosa, grazie a Dio, normalissima, no? Ecco. Allora il problema, io credo, non sia un problema di religione, certo che la religione c'entra, ma è un problema di cultura. Per fortuna non tutti i musulmani sono così. Non tutti i musulmani sono così, quindi è sbagliato associare musulmano uguale, no, ecco, però una cosa deve essere chiara, i musulmani diversi dovrebbero essere i primi a venire qua, ad andare in giornali, ad andare in piazza, a non solo condannare questo fatto che è scontato, ma a cercare di fare un'opera, un'azione per modificare questa mentalità, questa cultura arretrata. Questo è il dato, no? Ecco, questo ci aspettiamo, perché se no ragiona il sindaco di Alzano X, perfettamente. Visto che sono impopolare stasera, e domenica scorsa, Pompa Magna, la sfilata degli alpini, no? Gloriosi alpini, la Giulia, eccetera. Ho in mano il messaggero di Udine di lunedì, che è una bella foto che apre la manifestazione degli alpini. C'è uno striscione, direttore. Brigata Alpina Giulia, sotto, Albania, Grecia, Russia, oggi sono presenti con noi i caduti di ieri. Oggi sono presenti con noi i caduti di ieri. Cosa hanno fatto di eroico quei poveri cristi che sono andati in Russia, in Grecia, in Albania, con le scarpe di cartone, a fare una guerra di aggressione? Sono eroi perché? Perché sono alla fine, non so, perché sono andati là a combattere. Gli eroi sono quelli che non sono andati a combattere, quelli che si sono ribellati a chi dava questo tipo di ordini. I disertori erano eroi. Questi qua, questi poveri morti che sono andati a morire per nulla in Russia, in Grecia, in Albania, anche questi sono vittime e non sono certamente eroi.
Ecco, l'Italia non ha mai fatto una guerra difensiva in tutta la sua storia. Un'ultima battuta, visto che il tempo è finito, domani, stasera si è aperto il problema della legge, domani inizierà il casino, eccetera, e ancora una volta non ci sono biglietti, non c'è un meccanismo di prenotazione, ci saranno le code e le file. Perché ci sono le code e le file, si rifiuta un meccanismo di prenotazione? Per evitare, lo ribadisco ancora una volta, di contarsi. E quindi per consentire agli organizzatori di sparare cifre 100.000, ecco, uno può dire quello che vuole. Quindi non solo il meccanismo non funziona, ma non funziona in modo voluto, non lo si fa funzionare in modo voluto, per poter vendere numeri molto probabilmente poco reali e per consentire alle TV di fare le immagini con le code e quindi creare una cosa diversa da quella reale. Buonasera, alla prossima.